Elton Ziri, albanese, 31 anni, sei diciamo il culturista di Utta, è vero? Il più palestrato tra i detenuti? Ma il più palestrato, questo bisogna vedere perché purtroppo qua siamo 500 detenuti, quindi quello bisogna. Però diciamo che la palestra ce l'ho come passione, la faccio da quando ero piccolo e quindi diciamo che... Ascolta, in questo carcere c'è un problema, la ditta che doveva costruirlo ne ha fatto un pezzo, per esempio il braccio del 41 bis non è ultimato, tra le cose che mancano da fare c'è anche la palestra. Tu adesso dove ti stai allenando? Io per adesso, come tutti questi anni, perché purtroppo ne ho girati molti carceri, purtroppo sono stato sempre sfortunato nel non trovare mai le palestre nelle carceri dove sono stato. Diciamo che l'ho fatta sempre un po' in cena, un po' all'aria, un po' diciamo in cena con le bottiglie d'acqua, li riempiamo di sale e costruiamo i pesi. E chi ve lo porta il sale? Il sale lo compriamo in spesa. Ascolta. Anche se adesso ormai purtroppo non ci è più neanche possibile per motivi di sicurezza, non so perché mettendo il sale nelle bottiglie uno può nascondere diciamo qualcosa, quindi non ce lo prometto, quindi adesso il sale lo potete acquistare o acquistare, sì. Però in piccole dosi? Sì. Ascolta, in questi anni di passione per la palestra hai coinvolto molti amici detenuti, sei insomma riuscito a trasformare lo sport in occasione? Essendo una persona che segue una vita sana ho sempre cercato di dare consigli alle persone che mi sono state sempre, mi sono state vicine, a detenuti che ho conosciuto in carcere, siamo diventati amici, ho sempre cercato di indirizzarli verso un'alimentazione sana e verso facendo esercizi fisici. Anche tu sei un detenuto lavoratore, lavori in cucina, quante ore? Io lavoro ben 9 ore, sì. E da poco promosso poco. Bravissimo. Sì.